Ciao, sono Ale Pittoni e questa è la storia favolosa di San Benedetto, il brand veneto che da una fonte d'acqua è diventato uno dei leader italiani del beverage analcolico. Nel 1956, Scorzè, provincia di Venezia. Tutto nasce dalle fonti San Benedetto e Guizza nel cuore del Parco del Sile. I fratelli Bruno ed Ermenegildo Scattorin, proprietari di uno spaccio alimentare e del terreno dove sgorga la fonte, inaugurano il primo stabilimento di imbottigliamento della San Benedetto. All'inizio l'approccio è super artigianale, bottiglie in vetro a rendere, casse caricate a mano, distribuzione nel nord Italia con una topolino furgonata per portare l'acqua ai clienti. Nel 1959 San Benedetto diventa società per azioni. Fin dall'inizio, accanto agli Scattorin, c'è la famiglia Zoppas, quella degli elettrodomestici, che tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 acquisisce progressivamente il controllo dell'azienda. Nel 1971 Enrico Zoppas diventa amministratore delegato e da quel momento San Benedetto cambia scala. Il vero salto arriva però con l'innovazione. Nel 1980 San Benedetto è tra le prime aziende in Italia a usare il PET per l'acqua minerale. Più leggero, più comodo, più adatto alla grande distribuzione. E nel 1993 introduce uno dei primi impianti di imbottigliamento asettico per tè e bibite non gassate. Intanto San Benedetto allarga la propria rete di partnership. Nel 1984 firma l'accordo con Cadbury Schweppes e nel 1988 arriva quello con PepsiCo per Pepsi e 7up. Sono partnership decisive. San Benedetto diventa piattaforma industriale per il mondo delle bibite. Negli anni 90 e 2000 la crescita continua. Arrivano nuovi stabilimenti e acquisizioni, Popoli Terme, Alpe Guizza, Acqua di Nepi, e l'ingresso in mercati esteri come Spagna, Polonia e Ungheria. Inizia poi la diversificazione di prodotto: tè freddi, succhi, bibite gassate, aperitivi analcolici, sport drink, energy drink, acqua vitaminica e bevande funzionali. Qualche esempio? Nel 1995 nasce Energade, nel 2000 arriva San Benedetto Libera e nel 2011 Acqua Vitamin. San Benedetto è diventata a tutti gli effetti un gruppo del beverage. Dal 2010 arriva anche un altro fronte strategico, la sostenibilità. Linea EcoGreen, bottiglie più leggere, PET riciclato, riduzione della CO2. San Benedetto lancia anche una bottiglia di acqua minerale 100% carbon neutral e per un'azienda che produce miliardi di bottiglie questa è una sfida centrale. Oggi San Benedetto conta circa 2000 collaboratori, è presente in oltre 100 paesi e nel 2023 ha superato per la prima volta il miliardo di euro di fatturato. Siamo di fronte ad un altro meraviglioso esempio di azienda locale diventata gruppo internazionale senza perdere il proprio baricentro veneto. Perché oggi San Benedetto non vende più solo acqua, vende un gesto semplice, quotidiano e universale: bere, e lo ha trasformato in industria, innovazione, distribuzione e marca. Lo vogliamo dire? Da Scorzè al mondo, San Benedetto è a tutti gli effetti una Veneto icon.